mismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Carlo Cambi che ringrazio come tutti i mercoledì per essere con noi, gratis et amor nostri. Grazie Carlo. Mi scuso anche col latinorum perché zoppico anche lì, ma era voluta. O no? Ripetendo le ultime notazioni del direttore Mm. Sallusti, possiamo dire che la situazione è gravina ma non è seria. Gravina sì, però effettivamente. Gravina sì, perché io non ho capito una cosa. Allora, abbiamo recuperato le mitiche palle di Craxi o siamo un paese di senza palle che si fa buttare fuori dalla Bosnia? Com'è che la mettiamo? Scusami se volo alto, comincio volando alto questa mattina, mi perdonerai. La situazione è gravina però, giustamente. Te voli alto ma devi trovare una base dove atterrare. Perché se non me la danno che faccio? Continuo a volare alto. Allora, abbiamo ritrovato le palle di Bettino ma o no? Intanto è una pantomima di assoluto. Allora, noi abbiamo vietato le basi agli americani che ce l'hanno chieste per cortesia, sapendo già che gli avremmo dovuto dire di no perché erano fuori dai trattati. Cioè, è una pantomima spaventosamente, come posso dire, ridicola. Ma a che pro? Che però è per far vedere che noi abbiamo questa postura, come dire, di indipendenza e di assoluta, come dire, coerenza con le istituzioni, perché come sai giustamente concedere le basi al di fuori di quelli che sono le specifiche dei trattati è parlamentare, quindi il ministro Crosetto ha, come dire, fatto presente questo alla Presidente del Consiglio, la quale si è adeguata, come non poteva fare diversamente, a ciò che stabilisce la legge. Detto tutto, ecco, però ci sono illustri commentatori. Prego, a Carlo. margine c'è quella notina del signor Donald Trump che dice: a me dello stretto di Hormuz non me ne frega un piffero, se volete apritevelo da soli. Cioè che, come dire, siamo sempre all'articolo 5. Chi ha i danè e le bombe ha vinto. Quindi noi che famo? Non lo so, cioè... No, anche perché mettiamo la signora Ursula von, nel senso proprio di von, visto la cofana per lei. No, Carlo, perché io vedo qua commenti tutti ponderosi sul principale quotidiano italico che è il Corriere della Sera, come tu ben sai. C'è sta un editorialone oggi di Fiorenza Sarzanini che è intitolato niente po' di meno che il cambio di passo, cioè l'Italia ha cambiato il passo con gli Stati Uniti. Sì, invece che dallo Stelvio siamo passati dal Courmayeur. È una presa di distanza importante e necessaria in un momento di gravissima crisi e di incertezze causate da quel pazzo di Donald Trump. Sì, ma infatti così se la venderanno. Sì, no, ma mi sembra che qua tutti gioiscano, compresi quelli che Sanchez, no? Che dice non do le basi, non faccio, poi Sanchez è uno che si fa invadere dai cinesi con le imprese, è il governo più corrotto d'Europa, voglio vedere se domani i cinesi, se domani qualcuno a Gibilterra gli attacca le basi di Gibilterra a chi telefona, ma va bene così. Ecco però Carlo, così in punta di storia anche di cronaca, Stefania... C'è una cosa meravigliosa. Sì, quale? L'intervista alla Bindi che rilancia Bersani come federatore del campo largo. Io ho guardato la data e ho visto con mia meraviglia che è il 1° aprile del 2026. Pensavo di essere... Ah già, è vero, oggi è il 1° aprile. Ma, 2026, ma secondo te Bersani non c'è il physique du role per fare questa operazione straordinaria? Bersani, ma no il cantante però, no Samuele. No, siamo Pierluigi Bersani. Pierluigi. Il macchiatore di Giaguari.
che da una come Rosy Bindi viene lanciato al vertice del paese. Più che un paese, questa è una RAS, cazzo. È una residenza protetta per gli anziani. Lo dico avendo 70 anni, quindi, però, cioè, veramente non lo so, che ti devo dire? A volte mi sconforto. Senti, però la neo capogruppo di Forza Italia al Senato, cioè Stefania Craxi, tornando un passetto indietro, no, al mitico Sigonella, ha detto che quello fu un gesto patriottico, il no di papà Bettino all'America. Fu nient'altro che l'ultimo atto del nostro risorgimento e la crisi dell'85 non è paragonabile a questo. Questo mi sembra ineccepibile. Non c'entra nulla, sono due cose completamente diverse e la posta in gioco era completamente diversa. Ricordatevi che c'era il lodo Moro, cioè l'accordo con i palestinesi che non ci avrebbero fatto oggetto di attentati dopo aver provocato la strage di Bologna, il 19 di Ustica e un altro po' di disastri in questo paese. Ovviamente sulla strage di Bologna mai si è stata percorsa la pista palestinese, che a mio modo di vedere, essendomene occupato fin dall'agosto dell'80, rimane l'unica vera spiegazione di quello che è successo alla stazione. Ma detto questo, che poi ci sia stata manovolanza da parte dei neri, eccetera, eccetera, è sicuramente vero, ma l'ideazione e la strategia è tutta palestinese di quella roba lì. E il contesto era completamente diverso. Cioè, se avessimo consentito l'arresto di chi era su quel 19, avremmo rotto il lodo Moro e avremmo esposto l'Italia ad un'ondata di attentati spaventosa. Qui la situazione è completamente diversa. Casomai stiamo dando una mano a quelli che armeranno gli attentatori in giro per il mondo, ma questo è un altro paio di maniche. Ovviamente è inutile lo stai a spiegare alla sinistra o a questo paese che il regime degli Ayatollah è la peggiore sciagura esistente al mondo, perché tanto non ti ascoltano, quindi è inutile. Cioè, allora, rimanendo in argomento e in zone affini, non durerà a lungo, li stiamo annientando, li stiamo smerdando, totale annientamento. Non dobbiamo restare là a lungo, ma abbiamo ancora del lavoro da fare a livello di ammazzare le loro armi, quel che resta da colpire. A noi interessa che l'Iran non abbia l'atomica e dello stretto non ce ne frega nulla, vedetevela da soli col petrolio. Ho riassunto quello che ha detto Trump al telefono con il New York Post ieri. Mi pare che sia una posizione abbastanza esplicita e neanche una grande novità, l'ha detto per lui, l'unica cosa che gli interessava era disarmare gli Ayatollah, era pacificare il Medio Oriente. Ma l'obiettivo sarà raggiunto, secondo te? Perché ci sono molti che mettono in crisi e mettono in dubbio anche la capacità bellica degli Stati Uniti di portare a termine l'operazione. Hormuz, come hai detto tu, gliene frega nulla a Trump, ci importa a noi, casomai. Sì, di Hormuz o qualcun altro. Ma ce la farà a debellare la potenza militare e atomica iraniana? Israele ha un obiettivo chiaro, no? Gli Stati Uniti pare che siano un po' più confusi, ma in realtà mica troppo, perché alla fine, secondo te, convergono i due interessi? Una ragione molto semplice, che i più interessati a far fuori l'Iran paradossalmente sono gli Emirati del Golfo. Cioè, quindi c'è questo elemento che non viene mai considerato, che lì la spinta, allora tutti raccontano questa favola che sarebbe Netanyahu che ha costretto Trump a fare questa azione, no? Perché poi gli fa comodo, perché poi c'è tutta la recita su Gaza, il genocidio, bla bla, eccetera, eccetera, tutte balle di proporzioni sesquipedali, però gli fa comodo raccontare. In realtà chi ha spinto Trump a continuare la guerra sono l'Arabia Saudita, Dubai, l'Oman, perché sono stanchi di avere dentro casa il terrorismo. Gli stessi qatarioti che sono sempre stati gli affittuari, i locatari dei loro appartamenti a quelli di Hamas si sono rotti le balle. E allora non considerare che c'è tutta l'internazionale sunnita contro gli iraniani è una follia. In ultima analisi, questo Trump sarà pure quello che dicono, un maiale, un porco, eccetera, eccetera, ma se tu sei occidentale, se difendi le donne, se vuoi i diritti civili, se sei innamorato della democrazia,
puoi pigliare tutti i distingui che vuoi nei confronti di Donald Trump, ma una cosa è sicura, non puoi mai stare dalla parte di Teheran, ok? È vero o non è vero questo? Ecco. Allora, basta con sta pantomima, basta. Speriamo che Trump faccia il lavoro bene e lo faccia più velocemente possibile, ok? Carlo, apro una parentesi perché l'hai citata poco fa, la questione di Gaza. Secondo te là come sta andando? Perché il focus adesso è completamente fuori rispetto a Gaza, non se ne sa più nulla, non se ne parla più. Io leggo sul Gates Lawn Institute, che è un sito interessante perché è molto empirico, pragmatico, che in sostanza però quella del disarmo di Hamas è una mezza farsa, perché Hamas non ha nessuna intenzione di mollare le armi. Allora, il disarmo di Hamas non c'è. Il motivo per cui Tra l'altro, io non so se è vero, Carlo, però leggo pure da questo giornalista Caleb Abu Toameh, che è uno molto informato, naturalmente, e in loco, che il Consiglio per la Pace, il Board of Peace, avrebbe offerto immunità politica e legale ai terroristi di Hamas, i quali si starebbero poi preparando a ritornare in forze come nuova forza di sicurezza nella striscia di Gaza, stipendiati dall'estero. Sì. Vabbè, ma questo lo sappiamo che è così. Allora, facciamo capirsi. La retorica antisemita, che ormai è dilagante, e tant'è vero che l'hanno capito benissimo a Gerusalemme. La cosa che tra l'altro mi fa incacchiare è che tutti parlano di Bibi Netanyahu come se Bibi Netanyahu fosse il diavolo e il peggiore tra gli israeliani. Bibi Netanyahu in quel governo è il più moderato. Vorrei che fosse chiaro, perché ormai è diventato patrimonio non della destra israeliana, non del partito confessionale, ma di ogni ebreo, che lì o risolvono il problema o li fanno secchi tutti, tant'è vero che, come vedi, hanno spostato il loro raggio d'azione anche in Libano per costruire una fascia quanto più possibile ampia di protezione nei confronti del dilagare del terrorismo anche di Hezbollah. Detto tutto questo, se l'Occidente non prende cognizione del fatto che Hamas è una vera minaccia per tutti, non si va da nessuna parte, ma questa è la verità. L'ha preso tanto in giro per questo Board of Peace, no? Il povero, sì. insomma, il tycoon. Ma è un tentativo di al di là delle pastoie burocratiche dell'ONU e dell'immobilismo dell'ONU derivante, per esempio, oggi c'è un pezzo bellissimo di Domenico Chirico sulla Stampa sull'inutilità delle missioni UNIFIL, per le quali tra l'altro l'Italia spende una fraccata dei soldi. Non hai più uno strumento di controllo di questi terrorismi e quindi te lo stai costruendo col Board of Peace. Ti piace, non ti piace, è sbagliato, è contro il diritto internazionale, tutte cose tutti cachinni da giureconsulti. La verità vera sul campo è che tu devi eradicare Hezbollah, Hamas e l'Iran che li finanzia. Se levi dal mondo queste tre cose, hai risolto il problema, e tutta la strategia più o meno rozza, più o meno comprensibile, è volta a questo obiettivo. E i palestinesi, se potessero parlare, il fatto è che non possono parlare, se i palestinesi potessero parlare ti direbbero che se glieli levi di torno sono solo felici, ok? Però che dobbiamo fare? Possiamo continuare a tentare di combattere contro il luogo comune? Sì, lo dobbiamo fare perché ce lo dobbiamo come dovere morale, ma non ci dobbiamo stupire che non facciamo breccia. Senti, a proposito di Israele, tu hai fatto una bellissima serie di osservazioni, un gran bell'articolo sulla questione della messa in scena, l'hai definita così, del cardinale Pierbattista Pizzaballa, adombrando che sotto questa messa in scena, ragionando sul fatto che, tu scrivi, sotto questa messa in scena c'è un'altra specie di caso Becciu, cioè c'è il dio uno e trino, ma soprattutto quattrino. Ne vogliamo parlare, Carlo? Perché questa è una cosetta interessante. Tra l'altro, io non pensavo che il cardinale Pizzaballa fosse capace di una simil messa in scena, perché tale tu la qualifichi, ma mi sembra difficile catalogarla in maniera diversa. Allora, no? la domanda è,
Sì. C'è scandalo, abbiamo pure, giustamente oggi notava il talora caustico Andrea Marcenaro sul Foglio, che noi abbiamo chiamato addirittura il ministro degli esteri, ha convocato l'ambasciatore di Israele perché si è permesso di fare uno sgarro al Vaticano, che non siamo noi, che Sì, sono due stati diversi, l'Italia e il Vaticano, no? Scritto anche su Tra l'altro. colaporro.it, ne ho scritto: ma vi siete impazziti? Esiste la Costituzione, che piace tanto a quelli liberali, all'articolo 9 dice che l'Italia e il Vaticano, cioè la Chiesa Cattolica e la Repubblica Italiana, sono sovrani ciascuno nel proprio ambito. Quindi a te che cappero te ne frega di quello che succede al primate di Gerusalemme? Ma la cosa divertente, sai qual è? Intanto fosse successa a ognuno di noi, che strillava come una gallina per il fatto che gli impedivano di andare a fare il rosario al Santo Sepolcro, e poi dopo quanto? 8 ore, 10 ore, ha detto no, forse ci siamo sbagliati, un fraintendimento. Dunque, Pizzaballa con gli ebrei non si può fraintendere, perché è uno che ha studiato ebraico da 30 anni della sua vita, parla meglio l'ebraico dell'italiano, punto 1. Punto 2, questo signore, sai come ha fatto carriera? Perché il patriarcato di Gerusalemme, che è stato reistituito da Pio IX, con una funzione molto semplice: contrastare l'espansione turco-ortodossa in Palestina. Ok? Quindi quella roba lì ha un'origine storica precisa, serve alla Chiesa evitare che l'Islam si slarghi. E per questo motivo è stato dotato nel corso dei secoli di una quantità di quattrini spaventosa, tant'è vero che era proprietario di mezza Palestina. Che cosa succede? Che c'è un patriarca allegro che ai tempi di Francesco, il noto papa pauperista che non si occupava mai di soldi, se c'era una cosa che lo mandava era occuparsi, era quando gli toccavano i quattrini, questi fanno un buco da 120-130 milioni di euro, che non è proprio spicci, perché se lo rapporti ai valori cinesi, 120 milioni di euro è una bella botta. Allora si dà il caso che il signor Pizzaballa da Bergamo fosse in quel momento custode della Terra Santa. La custodia è un'altra cosa, è quel presidio francescano che sta lì più o meno dalla fine del 1200 per appunto accudire il Santo Sepolcro, sostanzialmente. E allora il Papa gli dice: senti Pizzaballa, visto che te c'hai ottimi rapporti lì in quell'area, non è che troveresti il modo di tappare questo buco? E lui si dà questo da fare. E cosa fa? Vende a un fondo di investimento immobiliare turco-palestinese terreni in Cisgiordania e a Nazareth per 100 milioni di euro. Questo diciamo a prescindere dal valore politico di questa scelta. A prescindere dal valore politico. È solo pecuniaria la questione. Esatto. Il Papa, entusiasta, perché questo le ha risolto in parte il problema del debito, lo fa patriarca di Gerusalemme. Ma il debito non è totalmente saldato. Lo fa cardinale, insomma, no? No, prima lo fa patriarca, poi lo fa cardinale, perché ovviamente i debiti si pagano, no? Ma il debito non è completamente saldato. A un certo punto questi del fondo turco ribussano a denari e dicono: vogliamo una contropartita politica. E improvvisamente il cardinale Pizzaballa, che è stato collaboratore del Mossad, che ha lavorato col Mossad per la liberazione degli ostaggi, che per 30 anni è stato l'uomo, diciamo, il cattolico più ascoltato da tutti i governi della Knesset, che fa? Immediatamente si converte e dopo il 7 ottobre, tant'è vero che lo fanno cardinale il 30 settembre. 30 settembre, sì. Il 7 ottobre succede quello che succede, si mette la keffiyeh e sposa i palestinesi. Carlo, ti posso fermare un attimo, poi concludiamo il discorso perché il tuo pezzo è veramente interessante, però abbiamo la pausetta delle 10, tra poco siamo ancora qua. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ain't that a kick in the head? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Rieccoci in onda con Carlo Cambi e gli scorretti. Allora Carlo, è interessantissima la ricostruzione che tu hai fatto. Il 30 settembre del 23, 7 giorni prima della strage di israeliani che tutti ricordiamo, quasi tutti, Francesco fa cardinale, il cardinale Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme. Dal 7 ottobre, guarda un po' il caso, il Pizzaballa comincia a prendere a cannonate Netanyahu. Esatto. E assume una, come dicono adesso quelli che parlano bene, una postura anti-israeliana e filo-palestinese, giusto? Perché sotto c'è la questione del quattrino, dei debiti da saldare nei confronti della Turchia anche. Tra l'altro Erdogan, che aveva esordito all'inizio dell'anno, lui e suo figlio, dicendo che Allah deve distruggere Israele, ci torna sopra con questo concetto un po' sfumato, un po' così soft, il 20 marzo scorso, no? La cosa straordinaria è che quando tu proponi ai giornali italiani un articolo di questo tipo, ti guardano male. Perché? Non lo so. Cosa c'è di sbagliato, diciamo, in una ricostruzione di questo tipo? Ma a maggior ragione perché spiega poi, spiega concretamente il motivo per cui uno prende una posizione, se no uno non se lo spiega, uno dice ma come Pizzaballa, che come tu giustamente ricordavi era amico degli ebrei, addirittura collaborava col Mossad, parla la lingua ebraica, era considerato il ponte, no, fra il Vaticano e Israele, mi diventa anti-israeliano, ci sarà un motivo. E il motivo è quello che racconti te, credibilmente, empiricamente, pragmaticamente. Cosa c'è di così sconveniente? Perché i giornali italiani non ne parlano? Non ho idea. No, tra l'altro c'è un'altra... ma la questione è però come sta adesso Pizzaballa nei confronti di Leone, il Papa, che non mi pare che fosse uguale a Francesco. Lì secondo me Pizzaballa ha cercato di fare anche un'altra cosa, di rompere le scatole a Leone XIV, il quale sta per mandare a cagare. In termini vaticani si dice così? Sì. Sta per mandare Parolin, e ovviamente lì c'è tutto il milieu della sinistra curiale romana che fa riferimento a Villa Nazareth, che ha Conte. In Zuppi, in Conte, in Prodi, nei Deoniani, nei Domenicani, nei Gesuiti, tutto questo milieu, diciamo così, falce il crocifisso, un martello crocifisso, vogliono cercare di stoppare Prevost, il quale non gliene può fregare di meno, essendo abbastanza giovane, molto energico e soprattutto molto americano. Ti guarda negli occhi e ti dice niente di personale, vai a cagare. Cioè, questo è sostanzialmente il modo che hanno gli americani. Però tu dici Pizzaballa sta facendo un po' quello che dice guarda che io sono forte, sono capace di resistere al Papa. Resistere, ti creo dei problemi perché su quell'area c'è instabilità, tant'è vero che è così sottile l'agostiniano Prevost, perché quello che non hanno capito è che per la prima volta gli diventa Papa uno che ha a che fare con la filosofia. E in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, dal pensiero calcolante, ora io dovrei fare un inciso su Heidegger, ma forse i tuoi ascoltatori ci mandano a spiegare perché diventa un po' complicato. No, però mi fai piacere a me, quindi fammelo sto inciso su Heidegger. È molto semplice. Cioè, noi abbiamo rimosso dagli studi un pensatore forse il più autorevole del Novecento, che gli hanno spalmato sopra la patina di nazista, naturalmente. Sì, che è stato nazista, per amor di Dio, ma non che però in Essere e Tempo pone
un rovello che secondo me è fondamentale proprio in questo momento, cioè così come Orwell è stato profetico con 1984, Heidegger ha visto lungo. Quando ti pone il problema del rapporto esistente tra pensiero calcolante e pensiero meditante, e cioè tra il ridurre tutto a tecnoscienza e a misurazione, e esclude tutta la parte, diciamo così, emotivo-emozionale meditativa della rappresentazione del reale che l'uomo si fa, in questo per esempio l'intelligenza artificiale a questo serve, a narcotizzare le emozioni e le capacità critiche dell'umano, tu ti trovi di fronte a questo tipo di confronti. Allora, siccome Papa Prevost è stato capo degli agostiniani per 15 anni e penso che abbia lungamente frequentato le confessioni di Sant'Agostino, se uno mette in trasparenza il pensiero di Heidegger e i tanti dubbi che promanano dalle confessioni di Agostino, si rende conto come c'è la necessità assoluta in questa contemporaneità disastrata di riesercitare il pensiero critico, ok? E quindi Prevost, nei confronti di ciò che accade nel mondo, supportato anche da quello straordinario patrimonio che è la fede, beato chi ce l'ha, legge il mondo in maniera critica, quindi non ha una adesione critica a Trump, però di fronte alla domanda è preferibile cercare di mitigare Trump mantenendo le democrazie e i valori di umanità, o bisogna condannare Trump però lasciando campo libero a chi dell'umano non ha nessuna considerazione? A questa domanda Prevost risponde: preferisco avere a che fare con Trump, ma salvaguardare ciò che c'è di umano, piuttosto che. In tutto questo si inserisce un altro pericolo, che è il transumanesimo, cioè quest'idea, peraltro folle, distillata da una certa destra americana, ma soprattutto dalla tecnocrazia, per cui tu puoi superare i limiti del corrompimento fisico dell'uomo inventandoti un avatar al quale insegni ad essere come te e lo tieni lì ab eternum. Tu capisci che per la Chiesa Cattolica questo tipo di atteggiamento, una confessione che fa della morte e della resurrezione la promessa massima, è del tutto inaccettabile. Allora, tutta questa roba qua, se tu sei capace di calarla nell'attualità, ti spiega come qualmente la sinistra internazionale stia pigliando una piega che condanna l'umano, ma d'altra parte a loro, avendo un'idea collettiva della società, dell'umano in sé non gliene fotte niente, e come ci sarebbe bisogno di un liberalismo cristiano per cambiare il mondo. Ed è esattamente quello che Prevost sta cercando di fare. Ed ecco che i vari pizzaballa che stanno sull'onda della contemporaneità, cioè della cronaca, i vari zuppi che fanno del migrante un totem, eccetera, eccetera, sono del tutto fuori tempo e fuori luogo. Mi sono spiegato? Molto bene. Torno al tuo articolo perché c'è anche un'altra piccola cosa da aggiungere, è quello che tu noti alla fine, no? Perché è stato detto in questa enfasi anti-israeliana e quindi, diciamo così, pizzaballiana, che non era mai successo che la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme restasse chiusa. Falso, falsissimo, no? Sì. Super falso. Dal 24 marzo al 25, no, scusami, dal 25 marzo al 24 maggio del 2020 la chiesa del Santo Sepolcro fu chiusa causa Covid e nessuno disse nulla. Peraltro fu la prima volta in tutta la storia del cattolicesimo e quindi dell'umanità che noi consideriamo affine a noi, che fu impedito ai fedeli di riunirsi in preghiera contro le pestilenze. Tanto per chiarire, Carlo, ti giro qualche messaggio, poi apriremo le linee dopo le 10:30 perché sono arrivati messaggi al 340 6709 659, potete continuare a mandarli.
Ci scrive Paolo, cambia il mio aperitivo Negroni del mercoledì, anche se un poco in anticipo sugli orari. Cin cin a Paolo. Cesare, quando cominceremo a parlare dell'insipienza politica di Meloni e compagnia? Ritengo la sua scommessa, giustizia, immigrazione, cambio di passo con l'Europa e ripartenza dell'economia, persa, scrive Cesare. Mentre c'è un altro ascoltatore che ci caccia la battuta, finalmente abbiamo trovato la figurina più rara dell'album della Panini, Pizza Balla. Questa non è una cosa gravina, Però ma è fantastica. il cugino, credo alla lontana, ma è il cugino era cugino Del calciatore. Sì, sì. Dario, che differenza c'è tra i terroristi di Hamas e chi lancia missili contro le scuole iraniane? Pensa un po'. Contro le scuole iraniane. Che differenza c'è tra chi vuole che le donne siano libere, capaci di dire la loro, sposarsi, fare figli, vivere libere, ai gay di pigliarlo nel posteriore senza che nessuno li frusti, alla gente che può parlare, scrivere, dire anche le stupidaggini come quelle di questo messaggio, e chi invece se apri bocca t'ammazza? Che differenza c'è? Una lievissima differenza, così a naso. Senti, però, tornando sullo scenario internazionale, prima di aprire le linee e di passare ad altro, io volevo stimolare una tua riflessione su una prima pagina che oggi mi ha intrigato un po', a dire il vero. La prima pagina di Libero l'avrai vista, no? Sì. Con Giuseppe Conte a tavola con l'amico di Trump. Chi è l'amico di Trump? È Paolo Zampolli, un imprenditore molto vicino a Donald Trump, tra l'altro amico anche di Fabrizio Corona, oltre che di Epstein, niente po' di meno. E quindi scrive oggi Libero, Conte blatera, Giuseppi continua a tuonare contro la Meloni troppo vicina agli Stati Uniti, ma intanto si attovaglia, come si usa dire, al ristorante con Paolo Zampolli, l'amico di Corona, di Trump e di Epstein. Come la mettiamo? Chi è costui? Paolo Zampolli. Ma Paolo Zampolli è uno che ha sfruttato le amicizie con Donald Trump per fare una barcata di soldi. Ma si è fatto anche ricevere dal governo italiano, da svariati ministri, è stato accreditato come facilitatore politico, tante belle storie. Vabbè, voglio dire, è un Bannon dell'economia, Zampolli, proprio la vogliamo mettere in maniera elementare. Detto questo, però, non capisco lo stupore. Ma quando Forchielli andava in Cina e si portava dietro Prodi e Prodi frequentava le stanze del Celeste Impero facendo affari a riparo dei riflettori, c'è qualcuno che ha detto qualcosa? Mi pare, no? Insomma, te non ti scandalizza Giuseppi che incontra questo Zampolli? No, non è che non mi scandalizza che è normale che Zampolli voglia frequentare Giuseppe. Mi scandalizza che il Fatto Quotidiano, per esempio, non se ne accorga. Mi scandalizza che la Bindi che lancia... ma anche oggi il Fatto Quotidiano va tutto un papiro con Travaglio che Conte è il non plus ultra, anche Arcuri era il non plus ultra, le mascherine furono un'ottima operazione, sono innocenti. Sono due perseguitati politico-giudiziari, Conte e Arcuri, secondo Travaglio, no? Mi meraviglia questo, cioè mi meraviglia. Allora, se tu oggi prendi i giornali della destra, diciamo di centrodestra, e li vai a leggere, ci trovi qualcosa che dice ora facciamo i conti col signor Giuseppe Conte, con la sua provenienza, con i miliè che gli stanno dietro? No. Ci trovi un chiacchierino alla Minzolini, dei retroscena, ma la faccenda è più seria, ragazzi. L'Italia è e rimane una colonia per vari interessi. La domanda è: siamo in grado di comprendere quali sono questi interessi e chi ne fa da rappresentante nelle istituzioni? No, perché in Italia il giornalismo d'inchiesta è quello di Report, no? Cioè che dei professionisti dell'antimafia, ma c'è qualcuno che si è domandato come si mantiene Giuseppe Conte?
Come si mantiene Giuseppe Conte? C'è qualcuno che si è domandato come viene sostenuto tutto l'apparato del Movimento 5 Stelle? C'è qualcuno che ha fatto i conti al Nazareno? C'è qualcuno che si è chiesto come AVS, Alternative Verdi e Sinistra, sta in piedi? No. Capisci che il tema rimane che questi incontri che hanno regolarmente questi signori sono indirizzati ad avere delle dritte su un paese che bene o male ha una posizione strategica, un certo comparto industriale e una sua centralità geografica. A noi di tutto questo noi facciamo cenno. Quindi io non mi meraviglio dell'incontro, mi meraviglio del fatto che anche Libero, che pure fa il suo mestiere, si ferma al menù. Non va ecco, ma si ferma al menù perché Conte sarà in un prossimo governo con Forza Italia e l'ammucchione gestito da Mattarella o no? Sto dicendo una stupidaggine estrema, diciamo così. Visto che ai figli di Berlusconi piace tutto sommato un nuovo equilibrio, no? Più progressista, più smart. Allora, i figli di Berlusconi hanno in testa una cosa: mandare a casa la Meloni. Ecco, esatto. Quindi, diciamo, dopo la Meloni che arriva l'ammucchione gestito da Mattarella. Loro pensano. Allora, io sono abbastanza convinto che Marina Berlusconi anche perché sulle reti media è tutto un fluidi questi qui, no? 5 Stelle, certo. PD e compagnia bella. Quindi prefigurano un governo tipo quello di Draghi. Sì. O quella maggioranza, forse senza Lega, perché quelli rompono un po', hanno fatto il loro tempo. La politica che vuole Marina Berlusconi, io sto pensando che forse lei ci sta pure pensando a pigliare in mano l'eredità di papà, è una sorta di socialdemocrazia. Quindi c'aveva ragione l'amico di Zampolli, Fabrizio Corona. Sì, per me sì. Hai capito? Che interrelazioni curiose, perché sai che era uscito, no? Che mentre Corona era interrogato dal PM per il caso Signorini, chi lo chiama? Zampolli. E ha detto: guarda che te porto da Trump e fai una carrierona pure tu. Sì. Ma guarda che è interessante tutto ciò. Quello che non hanno capito, sono tutti convinti che sia la Meloni, no? Quella che va a braccetto con Trump. Trump è un uomo da quattrini e parla solo con quelli che hanno i soldi, non è che... Quindi di sicuro ne conta più Conte che la Meloni di quattrini. Ne conta molti di più Conte, visto che comunque non è che stavo io nello studio di Alpe, c'è stava lui, cioè voglio dire. Detto questo, voglio dire che secondo me il partito Mediaset, che sta allargandosi molto, ha nella testa questa visione politica, la tecnocrazia che serve a mantenere ampi spazi di libertà agli affari e che si presenta col volto gentile del consociativismo. Allora, questa cosa nelle corde di una certa sinistra democristiana, ex democristiana, è perfettamente coerente, quindi Mattarella farebbe viva e viva. Probabilmente non è Draghi l'uomo che gli serve, perché Draghi è comunque ingombrante e conosce molte cose. C'è un simil Draghi. Un simil Draghi. Per esempio Pier Ferdinando Casini, che secondo me sarà il Presidente della Repubblica. Segnatelo, perché... come direbbe la sorella, andiamo bene. Ma questo è. E come Presidente del Consiglio a loro Conte non andrebbe male, perché si rendono conto che dentro Forza Italia non ce l'hanno l'uomo buono, tant'è vero che Tajani secondo me ha vita molto breve. Sta cominciando a diventare simpatico Tajani, devo dire la verità. Da quando l'hanno ridotto a meme mi sta diventando simpatico. È una affermazione grave la tua, cioè, dico antropologicamente, non sto parlando di politica. E quindi probabilmente loro pensano che Conte sia sufficientemente duttile e abbastanza d'uso al compromesso per rappresentare questo spazio. Beh, Conte, per dirla sempre coi classici della cinematografia, può essere piuma, può essere ferro.
no? È uno concavo e convesso nello stesso tempo. Come direbbero a Livorno, può fare da porta e da culo. Stiamo volando veramente alto questa mattina, amici all'ascolto. Potete scrivere come state facendo al 340-6709-659. C'è un ascoltatore che probabilmente è di Macerata o ti sta stimolando su Macerata, perché mi chiede cosa proporresti tu per salvare Macerata, che poi volendo è una metafora, salviamo l'Italia. Cosa proporresti per salvare Macerata e l'Italia, nonché il mondo? Il ritorno di Gioacchino Murat. Non sarebbe male, non sarebbe male. Te la sei cavata egregiamente come sempre, Carlo. Allora, chi volesse intervenire lo potrà fare, anzi può farlo anche da ora. Chiamo in causa Francesco in regia, che ringrazio come sempre. 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire in diretta con Carlo Cambi, per chi vuole mandare i messaggi via WhatsApp 340 6709 659. Lo amiamo tra poco, perché il mio orologetto qua fa le 10:21. Sono le 10:21 secondo il nostro orologio. Mentre Carlo, c'è un altro argomento curioso di oggi, addirittura La Verità di stamani titola in prima pagina, tutta pagina, un titolone di quelli che scuotono la coscienza del cittadino medio italiano, la mia di sicuro: sinistra presa con le mani nel sacco. Cioè la giunta Sala travolta dall'inchiesta sulla svendita dello stadio di San Siro, il Meazza. 150 cantieri abusivi, gara truccata su San Siro, indagato il direttore generale del comune, ex assessori, manager di Inter e Milan, un'enorme speculazione immobiliare, quindi scandalo a Milano? Scusa, la notizia dov'è? Non lo so, la notizia è che la sinistra è stata presa con le mani nel sacco, o no? No? Come dicevo stamattina facendo la mia rassegnetta stampa, non mi pare una novità, cioè, esistevano cose che si chiamavano Edil Fornaciai, CPC, CMC di Ravenna. Però gli scambi indebiti tra il comune di Milano, Inter e Milan, cosa sarebbero? Dove starebbero? Cosa ci sarebbe di malato in tutto ciò? Da quello che ho capito io, gli scambi indebiti sono il fatto che loro gli vendono lo stadio, credo, a un prezzo di iperfavore, e che questi, come si può dire, restaurando lo stadio, si ricavano degli spazi commerciali in una zona, al netto del bivacco degli extracomunitari, di particolare pregio. Quando, dice giustamente il mio direttore, potevano tranquillamente lasciare San Siro, anzi il Meazza, che si chiama Meazza, quello che è, cioè un monumento, perché peraltro credo sia anche vincolato in parte dalla sovrintendenza, cosa che i facitori di questo progetto ovviamente non tengono minimamente in conto, evitando di fare tutti questi soldi. Ma dice giustamente Pietro, non solo c'è questo aspetto legato al Meazza, che è la punta dell'iceberg di questa inchiesta, ma c'è generalmente a Milano una propensione della sinistra edile a fare affari con il mattone. Non è cosa di oggi, insomma, tutte le inchieste che hanno riguardato anche Boeri, le Archistare, eccetera, eccetera. Sì, perché... però c'è sugo o c'è solo fumo? Io questo francamente non lo so. Onestamente ho visto che tutti i provvedimenti che sono stati presi dalla procura alla fine non hanno retto alla prova del GIP. Appunto. E questo, come dire, non necessariamente depone a vantaggio di un'efficienza dell'efficienza di questa inchiesta. La cosa che mi fa, che fra l'altro mi lascia molto in dubbio, è che per l'ennesima volta nell'inchiesta questa qui Sala non è chiamato in causa. Certo. Quindi è una roba tutta forse... Ma poi mi pare di capire che sulla questione urbanistica anche il centrodestra non è che la pensi tanto diversa da Sala, o sbaglio? È lì che volevo arrivare. Cioè c'è questa indignazione cementizia del mio direttore, che è assolutamente condivisibile, perché comunque quello è sempre... Peraltro, scusami Carlo, del tutto omogenea all'indignazione cementizia che allinea nella vecchia sinistra, ex PC milanese, no? Esatto. Quella fuori dai giochi di Sala, quella non salliana, diciamo così. Esatto.
ma è quell'indignazione cementizia che io, come quello di Belpiero, lo conosco da tanto tempo, che lo portò a fare l'inchiesta a Fittopoli a Roma, sì, con le case date ai politici, eccetera, eccetera, eccetera. Perché da un certo punto di vista di immediatezza, di impatto sull'opinione pubblica, visto che la casa è una delle ossessioni degli italiani, se tu dici che ti fottono sull'edilizia, immediatamente ricevi degli applausi, che sono spesso applausi effimeri, vorrei che fosse chiaro, perché anche sull'edilizia c'è la sindrome NIMBY, cioè va bene finché rompi il cacchio agli altri, se vieni a rompere le scatole a casa mia, io ti dico che l'abuso lo voglio sanato, eccetera, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, secondo me lì c'è un problema, c'è un modello Milano, che peraltro risale al sindaco Albertini, il quale però si fa forte del fatto che lui aveva fatto tutto con l'accordo delle categorie, con il controllo della Procura della Repubblica, cioè tutto vero, però il modello Milano è stato impostato da Albertini, cioè la crescita del volume edilizio, del valore edilizio di Milano è un'idea di Albertini, che Sala, il quale sì, si comporta da comunista, ma dentro l'anima è un manager molto affine a quel milieu milanese, ha portato avanti. Quindi io non so che cosa poi alla fine emergerà. La cosa che so è che tutte queste inchieste lasciano alcune migliaia di cittadini che hanno messo i loro risparmi in questi cantieri col culo per terra, appunto. Poi dal punto di vista politico mi pare che siano del tutto ininfluenti. Comunque Carlo, abbiamo 3 telefonate, se non erro 3... La destra milanese non è così calda, a parte alcune frange, diciamo, un po' populiste di Fratelli d'Italia e anche in parte la Lega su questo tema, perché sanno tutti perfettamente che se domani andassero a Palazzo Marino, questo tipo di atteggiamento sulla crescita della città difficilmente lo puoi cambiare. Allora Carlo, abbiamo 3 chiamate in attesa, se non vado errato. Francesco ce le passa tutte e 3 in fila e poi andiamo verso la pausa delle 10:30. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo fare un intervento partendo da un esempio molto banale. Allora, supponiamo che io, te Giulio e il dottor Cambi ci troviamo in strada e vediamo una donna nell'atto di essere, diciamo, violentata o comunque malmenata da cinque individui. La prima cosa che facciamo, suppongo, sia chiamare la polizia. La chiamiamo, la polizia arriva e ne porta via soltanto 3 e lascia lì la donna con altri 2. Io penso che il nostro commento sarebbe: ma qui c'è qualcosa che non va. Adesso trattiamo questo esempio banale su quello che accade nel discorso geopolitico. Ossia, noi abbiamo la donna che la possiamo configurare come quei paesi che, diciamo, sono sotto un potere tipo quello iraniano o in Venezuela, così. La polizia, che dovrebbe essere in questo caso l'America e nel caso specifico iraniano Israele, e poi abbiamo noi che guardiamo da interessati europei quello che accade, chiamiamo la polizia, arriva, però questa polizia non si comporta in maniera uniforme, nel senso che anziché adottare questo principio in tutte le zone mondiali, dove non sono tantissime, però ci sono queste sorte di dittature, noi andiamo a vedere che la polizia si sceglie il campo dove andare a intervenire, mentre invece la polizia dovrebbe essere un organo che, dove vede che c'è un problema, interviene. Allora io mi chiedo, giustamente l'imbarazzo di Giorgia Meloni è vedere che un suo alleato, in questo caso l'America, non opera in senso diciamo più diplomatico, perché secondo me la diplomazia, anche quando abbiamo a che fare con questi dittatori sparsi per il mondo, questa canaglia, la diplomazia è sempre funzionale non solo ad ottenere uno scarsissimo spargimento di sangue, ma io penso anche a mantenere quei rapporti economico-sociali che nel mondo sono alla base delle strutture democratiche, anche con quei paesi che di democratico hanno poco. Poi è normale che noi vediamo che ci sono
quello che fanno gli iraniani, che uccidono. Purtroppo quello è un paese dove si comporta così, ma noi se partiamo dal presupposto che dobbiamo scatenare tutte guerre ad hoc, dobbiamo salvare tutte le donne del mondo dagli stupri, per usare la sua metafora, però dobbiamo anche sentire altre 2 telefonate, sono già le 10:30, dobbiamo andare veloci per poi fare la pausa. Pronto? Chi è? Giulio? Buongiorno. Sono Gianni da Genova. Ciao Giulio. Caro Gianni, devi essere super rapido. Un saluto caro, un abbraccio a Carlo, una serena Pasqua a tutti e 2. È tutto lì. Carlo ti sta ascoltando. Gianni, c'era un'osservazione da fare? Una cosa da dire? No, Guarda, passiamo da te. Stiamo attenti a non fargli stupidi nei confronti di Israele, che sono quelli che ci aiutano in futuro, perché se cade Israele cadiamo tutti come dei deficienti, perché qua l'Europa è proprio una schifezza, l'Occidente. Stiamo bene attenti di star vicini a Israele, punto e a capo. Grazie Gianni, terza telefonata, pausa. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Gino. Ecco, nulla, mi riferisco alla presa di posizione del ministro Crosetto sulla base di Sigorella. Capisco che ci sono degli accordi, dei trattati, ma un alleato come gli Stati Uniti, qui non si tratta di Trump, qui si tratta degli Stati Uniti dell'America che stanno facendo una guerra per eliminare un regime totalitario, un regime che se può non esiterebbe a gettarci a noi una bomba nucleare sulla testa. Non esiterebbe se potrebbe. Ora io mi domando, ma come si può, anche se questo non è previsto, a un alleato il quale ci sono qui in Italia cimiteri pieni di soldati statunitensi che hanno lottato per la libertà del nostro paese, tu gli dici no, non puoi atterrare con i tuoi bombardieri, non puoi. Bene. Grazie, abbiamo capito chiarissimamente il suo concetto, adesso lo amiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro. Ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Carlo, rieccoci in onda, ti giro intanto alcuni messaggi, li aggiungo alle telefonate che sono arrivate, poi parliamo della metafora dello stupro della fanciulla di Israele, ok, e degli Stati Uniti, ok. Comunque, ti giro i messaggi intanto. Signori, grazie, scrive Mattia da Padova, è sempre un piacere ascoltarvi.
e questo ci fa piacere anche a noi, e comprendere il vostro pensiero critico. Buona Pasqua, che Dio ci assista, forza Carlo. Dopodiché vogliamo che Cambi ci dia messaggi di speranza, non come sta facendo ultimamente su Facebook. Un saluto e buona Pasqua a tutti e due. Che stai facendo su Facebook? Semini messaggi di disperazione su Facebook? Semplicemente che se tu neghi le basi a Trump, se tu spendi miliardi in bonus, se tu non hai il coraggio di tagliare le spese improduttive dello Stato e quindi assomiglia ad Ashley, non vedo perché ti dovrei votare. A quel punto voto l'originale. Allora, Gianni da Roma, finalmente dopo trasmissioni all'insegna di nonno brontolone, che saresti tu, il giornalista di gran razza, che saresti sempre tu, è riemerso regalandoci tanti spunti di seria meditazione. Un applauso da Gianni da Roma. Erminio, Italexit, da questa Europa del mio non ci sono le riserve auree della Banca d'Italia, abbiamo un debito di 2.600 miliardi, credo più di 3.000. Paghiamo il debito all'Europa ladrona e andiamo per conto nostro. Altro messaggio, date dell'imbecille a chiunque non sia conforme al vostro modo di vedere le cose. Siete diventati, più Cambi che lei, degli allineati conformisti automatici, scrive un ascoltatore. Altro che scorretti, capito? Mentre scrive Monica, Carlo è impareggiabile, non riesco a commentare nulla perché ci vorrebbe uno spazio enorme su tutto. Grazie alla vostra coppia vincente. Al di là della coppia vincente o perdente, io invece ti voglio stimolare su un altro punto, tenendo naturalmente. Vai di commento però, perché abbiamo detto tante cose. Cose, il brontone, cioè, vabbè, fate come vi pare. Non volete ascoltare, non mi ascoltate. Vabbè, andiamo avanti, va. Allora, 02 92 94 7222 per intervenire in diretta, la diretta più bella di tutto l'etere che ci sia in circolazione, messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Ti volevo invece chiamare in causa, stimolare il tuo commento critico, caro Carlo, su un altro titolo che stamattina mi sono sciroppato per la 140esima volta. Lo vedo su Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Nell'Italia della denatalità l'equilibrio demografico regge grazie agli stranieri. Senti, ma sta roba qui frusta, rifrusta e strafrusta, a cosa ci serve? A chi serve? Perché continuiamo a menarcela con questa storia della denatalità e se c'è una speranza è dovuta solo agli stranieri? Perché i cattolici continuano a menare il torrone su questo punto? Alcuni cattolici. Se tu fai il conto di quanti soldi guadagnano questi sull'assistenza ai migranti, capisci che insomma no, diciamo più correttamente ai mantenitori del nostro equilibrio demografico. Questi sarebbero i mantenitori del nostro equilibrio demografico. I migranti. Sì, non hanno capito, non si sono ancora accorti che i migranti regolari, cioè quelli che pigliano un lavoro normale, che hanno lo stipendio, eccetera, hanno smesso di fare perché questa filiazione, questa esplosione demografica, che peraltro è esattamente il contrario del benessere, cioè fare figli è un atto o di irresponsabilità o di enorme prodigalità, perché significa che devi rinunciare ad alcuni tuoi privilegi, per esempio devi smettere di fare i tuoi porci comodi, hai una parte di reddito che devi dedicare ai figli, eccetera, eccetera. Chiunque arrivi ad una soglia di un certo benessere smette di fare figli, a meno che non ci sia un intervento dello Stato che ti consente di mantenere quel livello di benessere avendo dei figli e quindi godendo della gioia dei figli. Quindi la balla che i migranti ti salvano dalla denatalità è una stupidaggine. Casomai i migranti incrementano le tabelle di presenza demografica, ma non di natalità. Lo scrivono perché a loro fa comodo far arrivare quanti più migranti possibili, perché così li mantengono, ma non è questo il punto è un altro. Vogliamo cominciare a dire che per come abbiamo strutturato la società c'è un abbassamento della fertilità, sia maschile che femminile. Per come abbiamo strutturato la società c'è un
totale per esempio il PNRR, che doveva assicurare non so quanti migliaia di posti negli asili nido, da questo punto di vista ha fallito, ma siamo consapevoli che per come abbiamo strutturato il mondo del lavoro, una donna che lavora oggi, se diventa madre, ha un gap in termini di retribuzione, di carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, o tu ti metti nella testa che l'emergenza demografica è una cosa che riguarda la sopravvivenza del tuo paese e quindi investi lì una quantità di quattrini spaventosi, oppure se continui ad inseguire l'idea che con gli ISEE risolvi il problema, ti becchi questi risultati. La verità vera, cruda, elementare è questa, capito? Allora, Carlo, abbiamo 3 telefonate, quindi Francesco, grazie ancora in regia, ce le passa tutte e 3. Questa storia di natalità, lo sappiamo, e facessero qualcosa, non è che ho dichiarando. No, poi c'è un'altra notizia interessante che vale la pena di commentare, perché il 9 giovedì prossimo Meloni va alla Camera e fa un bel discorsetto, poi ne parliamo. Intanto scrive ancora Gianni da Roma, quello del nonno brontolone, approfitto del ritorno del grande Carletto, versione acuto giornalista, per chiedergli se l'attivismo di Crosetto, in prima fila ad informare i singoli esponenti dell'opposizione sull'evoluzione bellica, cosiddetta postura sino-hegeliana, e all'epoca primo fustigatore di Vannaci, non sia per tentare la propria candidatura a inquilino del Colle, cioè Crosetto fa Presidente della Repubblica. Vabbè, comunque abbiamo tre telefonate, Carlo. Il referendum, vi è chiaro o no? Allora, 3 chiamate in fila, 3 raffiche. A proposito di raffiche, poi mi è venuta una domanda da farti sul caso Moro. Comunque, ne riparliamo dopo, se vuoi, perché l'hai citato prima, il lodo Moro, e siccome sto leggendo un libro stimolante, ti faccio una domanda secca tra poco. Prima le 3 telefonate. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Mitico Fabrizio, vai. Sì, grazie per il mitico. Allora, la questione dell'energia, no? Qui adesso, vabbè, ci troviamo nel solito problema enorme delle fonti energetiche, siamo tagliati fuori come al solito per una guerra o per l'altra, prima l'Ucraina e adesso lo stretto di Hormuz. Però io nelle informazioni italiane ho trovato un'ipocrisia e veramente di quelle menzogne incredibile quando hanno citato la situazione spagnola. Allora la Spagna sicuramente consuma molta meno energia di noi perché ha meno aziende e molte meno aziende energivore. Però tutti a raccontarci, mamma, quanto sono bravi gli spagnoli con l'energia alternativa e tutte queste cose, hanno messo le pale eoliche, hanno messo i pannelli, e tutti che si dimenticavano di dire che la Spagna ha 6 reattori nucleari su 5 siti nucleari. Io ho visto in televisione a Geo in Geo, no? Quelli che si spacciano sempre per essere così ecologisti, così avanti, e questo tipo raccontava e diceva ma la Spagna è forte, loro sì è vero dipendono da 5 rigassificatori, al che io ho detto no, probabilmente si è sbagliato, ha sbagliato il termine, e invece poi l'ha di nuovo riusato dicendo questi 5 rigassificatori verranno poi pian piano smantellati. Allora c'è stato un insieme di menzogne incredibili a farci credere che un paese come la Spagna non avesse nient'altro che il sole e il vento. Però io, per dirvi questo, vorrei anche farvi notare che questo governo aveva detto che si sarebbe mosso verso l'energia nucleare. Allora, dalle conoscenze che ho io, mi sembra di aver capito che nel mondo, se tu non hai le centrali nucleari, sei sempre fregato, perché per un motivo o per l'altro dipendi troppo da quelli che sono i flussi petroliferi o gassiferi del mondo. Allora anche qui il governo ha deluso, cosa volete che vi dica? Io non dico che le doveva fare il giorno dopo, ma un progetto per cominciare a farle, per discuterle con l'opinione pubblica. No, invece lasciamo che in TV raccontino le balle in questo modo, così la gente crede e dice ma li metto anche i pannelli solari, perché sai, il sole c'è anche la notte e va tutto bene. Vi saluto. Grazie Fabrizio, abbiamo altre 2 chiamate, sentiamole. Pronto? Sono io? Pronto? Sì, prego, buongiorno. Sì, sono il Walter, buongiorno Giulio, buongiorno. Ciao Walter. Ciao, io volevo tornare sul pallone, so che è una minchiata, però volevo dirvi... No, non è una minchiata, perché vedo che stanno uscendo note su note della Lega sulla questione di Gravina che si deve dimettere, eccetera, eccetera. Quindi non è una minchiata, è una cosa che... Guarda, io
io sono nel mondo del calcio, ci sono stato per una vita e ci sono anche adesso. Posso dirti, le altre federazioni, allora noi abbiamo la pallavolo campioni del mondo, i maschi e le femmine, nel tennis Sinner e altri giocatori nei primi 10 nel mondo, cosa mai successa. Adesso vengono fuori, i motociclisti sono sempre stati, adesso anche con le macchine. Cosa succede? Succede che quelle federazioni lì, in particolare la pallavolo e il tennis, i talenti, per esempio, faccio l'esempio della pallavolo che conosco direttamente, i talenti delle società vengono presi mi sembra ai 15 anni e portati nel quello che si chiama Team Italia, praticamente un collegio dove queste ragazze e ragazzi studiano, lavorano con tecnici federali preparati, non ci sono procuratori che rompono, scusa il francesismo, i coglioni, e partecipano ai campionati normalmente non di Serie A ma di Serie B. Quindi cresce un gruppo di talenti seguiti direttamente dalla federazione senza nessuno che rompe coglioni, genitori, fratelli, sorelle, parenti, e abbiamo la pallavolo più forte del mondo, maschi e femmine. Nel tennis ci stiamo allineando, però la federazione gioco calcio questo non lo fa. Ti spiego perché non lo fa. Non la fa semplicemente perché qualsiasi società il talento italiano, nuovo o acquisito, non te lo dà perché vuole vincere il campionato degli allievi nazionali. Mi spiego? Invece di mandare questi ragazzi in un Team Italia dove farli crescere con dei tecnici preparati, perché i tecnici che ci sono nelle società sono tutti amici degli amici degli amici, il famoso amichettismo. E il calcio italiano fa questo. Questa cosa l'hanno fatta le altre nazioni, l'ha fatta la Germania, vediamo quanti giovani calciatori tedeschi sono di livello. Quindi per questo deve andare via Gravina, ma è sempre il solito problema italico, l'amichettismo. Ciao. Va bene, grazie. Terza telefonata, parola a Carlo e poi andiamo anche a toccare l'altro argomento di giovedì prossimo, Meloni in Parlamento. Pronto? Pronto, ciao, sono Marco. Buongiorno Marco. Ciao, senti, ti volevo dire, per quanto riguarda il calcio, che è un tema che tanto piace agli italiani, vorrei dire, questa nazionale l'abbiamo vista ieri alla prova dei fatti, con una nazionale, con una componente identitaria molto forte, perché noi sappiamo che la nazionale bosniaca è stata anche sanzionata dalla FIFA, no? Recentemente. Infatti ieri c'erano un numero di spettatori bosniaci estremamente ridotti. Non parliamo poi di quando giocano contro altre nazionali come quella serba, per esempio, no? Allora, quella nazionale lì ieri ha vinto non solo per degli sbagli fatti dall'arbitro, ma anche per una componente nazionale e una identità nazionale estremamente forte. Quell'identità che tu per esempio vedi in altre nazionali, per esempio quella del rugby, mi riferisco alla nazionale del Galles, che anche se non vince comunque dà molto spettacolo, e quando gioca per esempio contro la nazionale inglese dà il 100%. Ecco, la nostra nazionale con non c'ha l'identità. No, ma la vedi, non ha forza, non ha soprattutto attaccamento ai colori, e voglio dire, quando poi vedi questi professionisti che si trascinano nel campo, che si danno già per vinti dopo 10 Va bene, minuti. direi che abbiamo capito la solfa. Grazie anche a te, Carlo. Se c'è qualcosa da dire, bene, se no passiamo a un altro argomento, perché a me mi interessa ciò che la Presidente del Consiglio andrà a fare giovedì prossimo, dopo Pasqua, il giorno 9 alle ore 9 in Parlamento, prima alla Camera, cioè illustrare l'azione di governo, e secondo quel che viene anticipato sarà un'informativa, quindi senza voto, senza risoluzioni. Ma sarà anche un momento per fare la lista delle priorità di fine legislatura, sintetizzando: più economia, meno politica estera. Ya fa, per dirla con Funari? Perché? Per un motivo molto semplice. Allora, la Lega, e stavolta parlo bene della Lega, ha posto un tema che è: vogliamo andare in Europa a chiedere la sospensione del patto di stabilità? E su tu vedi una nota che ha fatto Borghi Aquilini, la risposta della commissione è:
non si sospende perché non ci sono le condizioni di eccezionalità. Nello stesso giorno in cui la Commissione ti dice sospendete i voli, sospendete i viaggi, razionate il carburante, domanda: che altro deve succedere perché ci sia l'eccezionalità? E non gliela fa perché lei non può andare in Europa a fare casino, perché c'è un problema, la scadenza del PNRR di cui nessuno parla, ma fra 60 giorni tu dovresti aver finito tutto quello che col PNRR hai garantito di fare. E c'ha un signore di cui non si conosce più l'esistenza in vita, che si chiama Raffaele Fitto, commissario europeo, che non è in grado di assicurarle la proroga del PNRR, per cui non può andare in Europa a fare casino, ma se non fai casino in Europa non hai nessuno spazio di manovra in Italia per fare una politica economica, punto. Quindi, secondo te, la trippa per i gatti non c'è? No, non c'è. Ti giro a questo proposito un messaggio che è arrivato via WhatsApp. Secondo Cambi sarebbe a una condizione che tu accettassi di parlare chiaro alla nazione e dicesse: io vi abbatto le tasse, ma voi rinunciate ad una serie di prebende e contemporaneamente mi impegno a tagliare di 100 miliardi la spesa pubblica. Non lo farà, perché non lo può fare, perché lei è sostanzialmente ostaggio della destra sociale. Non lo farà perché sostanzialmente questo governo ha fatto su 3 anni e mezzo di governo, per 2 anni e mezzo, politiche che Banco Rifondazione avrebbe fatto dal punto di vista economico. Non lo può fare perché c'ha un ministro dell'industria che è totalmente incapace, si chiama Urso, e non lo vuole togliere di mezzo perché ha paura che se toglie di mezzo Urso poi Salvini gli torna al Ministero dell'Interno. Lo capisci in che mani stiamo? Dell'interesse economico del paese non frega niente a nessuno. Ecco, a proposito di questo, c'è un ascoltatore che ti domanda, Carlo, secondo te la politica economica di Giorgetti, sempre che Giorgetti sia libero di fare una sua politica economica, è diversa da quanto farebbe Draghi? Una vera riduzione delle tasse, dimezzamento delle accise, per esempio, potrebbe indurre più consumi, più gettito IVA? Certo, ma quel ministero lì si chiama Ministero dell'Economia, ma in realtà, per come abbiamo strutturato il rapporto con l'Europa, è un Ministero del Bilancio. No, non è un Ministero dell'Economia, non c'è nessuno che si occupa dello sviluppo economico in questo paese. Cioè, vi vorrei rendere edotti del fatto che noi stiamo ancora con l'ILVA appesa, ILVA che ci è costata 14 miliardi di euro al contribuente italiano, e non risolviamo il caso. Vi vorrei rendere edotti del fatto che l'Italia è costata al contribuente italiano 7 miliardi, appena è andata in mano alla Lufthansa ha fatto 250 milioni di utile. Ma questo perché? Perché non c'è in Italia un ministero, un centro studi, chiamalo come vuoi, che si occupa di economia dello sviluppo. Giorgetti non fa il ministro dell'economia, fa il ministro del bilancio. Che era il ministero abolito tanti anni fa, tra l'altro. Sì, ma in realtà il ministero del bilancio è quello che ha assorbito il ministero dell'economia, perché noi siamo solo ed esclusivamente attenti a non sforare i limiti di Maastricht, punto. Allora, te pare concepibile che festeggiano i 25 anni dell'Agenzia delle Entrate, ci raccontano che hanno recuperato 30 miliardi dall'evasione e ci dicono che questo servirà a finanziare? No, i soldi recuperati dall'evasione devono servire a una cosa sola: o a battere il debito pubblico o a ridurre la pressione fiscale. E nessuna delle due cose è stata fatta, perché l'idea è che si deve continuare a spendere pubblico denaro, che è un'idea della destra sociale che purtroppo in Fratelli d'Italia conta troppo. Carlo, abbiamo pochi minuti, però io a questo punto mi viene un quesito. Tu hai parlato di debito, no? Le entrate riducano il debito. Allora, ci avevano detto negli anni 90 che per ridurre il debito bisognava privatizzare
Stanno tutto al doppio dei soldi. Vendere, svendere, cioè il Britannia, tutte queste belle cose. Non è servito a un tubazzo, perché il nostro debito pubblico cresce costantemente ed è cresciuto nonostante l'enfasi sulle privatizzazioni, l'enfasi sull'Europa, la rigidità di bilancio, il rigore, eccetera, eccetera, non è servito a niente. In più abbiamo avuto un periodo di sviluppo economico pessimo, negativo, orrendo. Credo che l'Italia, tra l'altro, sia uno dei paesi peggiori sotto il profilo della crescita economica, da Maastricht in avanti, dall'euro in avanti, mettiamola così. Sì. Allora, la ricetta è sbagliata, però non ne prende atto nessuno, perché abbiamo avuto governi di tutti i colori, tutti proprio, compresi i tecnici, no? Rossi, gialli, verdi, blu, eccetera, eccetera, niente. Che deve succedere ancora per cambiare la rotta? E per esempio, tu come valuti la riacquisizione? Per me è un altro scandalo intollerabile, la riacquisizione di Telecom, compresi i suoi debiti, da parte delle poste, cioè noi. Siamo noi che ripaghiamo un'altra volta il debito della Telecom, fatto dai privati per le magnifiche scalate colaninniche ed alemiche. Sono d'accordo con te, ma sono... ma va raccontato. Allora qua alla fine Pantalone è sempre lui che deve cacciare. Il problema è che Prodi ha venduto la STEC, cioè ha regalato la Telecom agli Agnelli perché doveva pagare il debito che avevamo fatto. Col nocciolino duro, 0,6%. Perché non ce l'hanno regalata a noi che la gestivamo meglio? Aspetta, col nocciolino duro ha venduto una cosa che sta messa insieme dal contribuente italiano, giusto? Certo. E ci hanno raccontato che quei soldi servivano ad abbattere il debito per entrare nell'euro. Perfetto. Poi, quei 4 soldi che non avrebbero abbattuto niente, perché è stata regalata. Esatto. Poi lì ci ha fatto i soldi con la NIN, non ci hanno fatto i soldi. Tutti. La Telecom è stata indebitata perché? Perché è stata comprata col debito della Telecom. Cioè la Telecom non aveva... La scalata a debito, che se la facciamo io e te ci mettono in galera domani. Ci ammazza tutti e due. Ora siamo al punto che con i soldi del contribuente italiano, che è quello che ha mantenuto le poste, perché ricordo che le poste sono al 60% proprietà dello Stato, ci ricompriamo la TIM di cui ci accogliamo i debiti e per la terza volta il contribuente italiano paga. Oh, ma gli piace a tutti sta roba qua, destra, sinistra, centro, sopra, sotto. Ma ora ci hanno raccontato che si fa il campione della tecnologia, eccetera, eccetera, in un settore dove siamo indietro come i meloni. Forse, scusami, eravamo all'avanguardia con Pascale Agnes. Quando il compagno Pascale mi dette l'ultima intervista della sua vita, prima che Prodi lo facesse fuori, mi disse: io non ho nessun rimorso nella mia vita, perché con la scuola di ingegneria che abbiamo fatto con la STEC, l'Italia oggi è padrone delle telecomunicazioni del mondo. Punto. Allora noi oggi, io oggi, per fare la mia rassegna stampa, sono dovuto andare da Fastweb per tentare di farmi attaccare una fibra che avesse un minimo di potenza, perché la TIM non ce l'ha. Ok? I campioni. E nel mondo c'è Starlink, c'è di tutto. Il paese che ha inventato le telecomunicazioni, ha inventato la radio, aveva la più alta scuola di fisica delle onde elettromagnetiche del mondo e che aveva dentro la STEC il nocciolo duro. Mettiamoci pure la Olivetti a suo tempo. E c'era anche Olivetti che aveva il nocciolo duro di queste tecnologie. Peraltro, vi ricordate che Eurostat è stata fondata dall'Italia perché era l'idea dei satelliti europei? Ci vengono a raccontare che con quello che si ricava le raccomandate paghiamo le telefonate. E di fronte a questa roba, a me dov'è che mi incacchio io? Che quando io al mio direttore dico queste cose, mi dice sì, ma non ne frega niente a nessuno. Certo. Questo è quanto. Poi mi domandate perché non si fa una politica economica, ma l'ultima, cioè Lovaglio salva Monte dei Paschi, la porta a scalare Mediobianca e cosa facciamo? Mandiamo a casa Lovaglio. Giusto, ineccepibile. Carlo, mi è rimasta sul gozzo in bocca, ma la tiro fuori subito perché manca un minuto, la domanda che ti volevo fare su Moro, sul lodo Moro. No? Tu hai parlato del lodo Moro, lascia passare i palestinesi in cambio di niente attentati, in sintesi estrema. Era parecchio altro, però insomma la sintesi è un po' quella lì. Chi l'ha ammazzato Moro? Chi ha ammazzato Moro? Sì. Tu dici, Sì. Ma per un motivo molto semplice. Perché i BR mi parevano una banda di sprovveduti.
No, ma questo è chiaro. hanno fatto fuori i palestinesi, secondo me armati dai russi, dai sovietici, perché Moro stava per normalizzare il Partito Comunista, sostanzialmente. Questa era l'operazione che stava facendo Moro, e avrebbe tolto il vantaggio dell'antagonismo di quel mondo sull'Occidente. Ma è lo stesso motivo per cui hanno tentato di sparare a Giovanni Paolo II. Cioè mi pare evidente. E tra l'altro il lodo Moro... Quindi in via Fani chi ha sparato veramente? Perché i BR erano dei dilettanti. Ha sparato proprio il BR. Il problema è chi ha dato il supporto logistico, chi ha preparato il rapimento, e chi ha suggerito a Prodi di dire la seduta spiritica. Cosa seduta spiritica invece che la via il paese. Gradoli. Pieno di appartamenti dei servizi segreti, Gradoli 96. Vabbè. Comunque, Carlo, ne riparleremo magari. Io intanto ti saluto perché sono arrivate le ore 11. Craxi, se volesse fare un favore a questo paese, ora che lei è tornata in politica, potrebbe andare a cercare tra le carte di papà la verità sul caso Moro. Non sarebbe male, Perché non sarebbe male. La verità sul caso Moro la sapeva. Allora, grazie a Carlo Cambi, grazie a tutti, buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio, Ciao, buon mercoledì. Vada a pregare al Santo Sepolcro, che ora si può. Con Pizzaballa. Grazie Carlo, buon pomeriggio. Ciao.